Carissimi concittadini, oggi affronteremo un altro capitolo della nostra lieta novella. In questo momento abbiamo in corso alcuni cantieri. Oggi ci soffermeremo su un cantiere che già dal giorno 18 inizierà le operazioni di incanteramento per avere poi l'inizio forte e concreto il 25 settembre di questo anno, quindi tra pochissimi giorni. Parliamo del completamento del nuovo centro storico. Ci eravamo lasciati ai piedi del monastero, in via Roma, prima di Largo Toselli. Da quel punto riprenderà l'opera di riqualificazione urbana e di restauro del nostro centro storico. Quindi avremo Piazza Matteotti come primo lotto funzionale di questi lavori, seguiranno poi Piazza Sant'Angelo, via Fiorentino, la riqualificazione di Piazza Mazzini e, in ultimo, per chiudere in bellezza, il rifacimento del ciottolato intorno alla nostra magnifica chiesa madre e la sistemazione di alcune viabilità attigui al nostro Duomo. È un'opera importantissima e per questa opera noi ringraziamo oggi Ministro Nello Musumeci, allora Presidente della Regione Siciliana, l'assessore Marco Falcone, all'epoca assessore alle infrastrutture, oggi assessore al bilancio, che hanno voluto questa importante opera. Ringraziamo altresì l'ex vicepresidente, oggi assessore all'energia Roberto Di Mauro, che insieme all'amministrazione ha seguito questo iter così importante. Corro l'obbligo altresì di ringraziare l'attuale presidente della regione siciliana Renato Schifani e l'attuale assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò per aver continuato in quel solco di azione e di attenzione nei confronti dei territori che ha portato, come dicevamo poc'anzi, all'emissione del decreto di impegno delle somme nel maggio 2023. Mi auguro che, come sempre è avvenuto, insieme si possa festeggiare questi importanti traguardi, perché noi siamo onorati e orgogliosi di servire la nostra città. Il vostro sindaco, che vi vuol bene davvero, è sempre a vostra disposizione ed è convinto che insieme stiamo percorrendo il percorso giusto di rinascita di una città che era ai margini della vita politica, sociale e culturale della provincia e della regione e che oggi invece è modello di esempio da seguire. Ma il merito ovviamente non è ascrivibile al sottoscritto, ma è ascrivibile alla mia squadra, all'aiuto di Dio, all'affetto del nostro popolo, ma è ascrivibile a tutta la città di Parma. Io sono orgoglioso di essere il vostro sindaco e, come sempre, chiudiamo con quel grido che dobbiamo portare sempre nel nostro cuore, che è viva Palma di Montechiaro.